Possiamo iniziare i nostri lavori con qualche minuto di ritardo e cominciamo immediatamente con un ricordo. Abbiamo la commemorazione del socio effettivo Angelo Ventura. Io chiederei al socio Piero Del Negro di venire per questo ricordo. Grazie. Angelo Giuseppe, questi è l'anagrafe, i prenomi. Ventura nacque a Padova l'8 gennaio 1930 da Bruno e da Adelinda Sartori e morì sempre a Padova il 5 febbraio 2016. Dell'Università di Padova fu studente, laureato nel novembre del 1954 in lettere e filosofia, assistente dal 1954 al 1966 e poi da quest'ultimo anno, dopo che aveva conseguito la libera docenza in storia moderna, fino al 2005, vale a dire fino al suo collocamento a riposo per limiti di età, a vario titolo, come vedremo professore. Un itinerario accademico che a un universitario statunitense potrebbe apparire quantomeno stravagante, volendo ricorrere a un understatement, ma che in effetti era assai comune nell'università italiana, soprattutto in quei decenni. Come accadeva di regola allora, e forse continua a accadere ancora oggi, l'argomento della sua tesi di laurea, il problema costituzionale veneziano del 1848-49, rispecchiava in primo luogo gli interessi scientifici del professore col quale si era laureato, Roberto Cessi, un protagonista della storiografia del primo Novecento, che all'epoca era, oltre che professore ordinario di storia medievale moderna, anche presidente della Deputazione di Storia Patria delle Venezie. Quale fosse il rapporto di fondo, al di là della bonne séance accademica tra Ventura e Cessi, un personaggio che aveva la fama di essere piuttosto spigoloso, non sono in grado di precisarlo. Quel che è certo è che la biografia di Ventura può apparire, qualora la si consideri per certi aspetti politici e storiografici, in sintonia con quella di Cessi. Quest'ultimo fu un socialista riformista, fu tra l'altro deputato del Partito Socialista Italiano nella prima legislatura del Parlamento della Repubblica Italiana, mentre si riconobbe sotto il profilo storiografico principalmente in quella versione della scuola economico-giuridica che tra 8 e 900 aveva trovato il suo maggiore interprete nel socialista eterodosso Gaetano Salvemini. Anche Ventura, pur non impegnandosi nella primissima fila della politica attiva, si collocò nell'area socialista, dando tra l'altro sul piano culturale un contributo fondamentale sia alla nascita dell'Istituto Socialista di Studi Storici, del quale fu direttore, che all'attività del successivo avatar dell'Istituto, vale a dire della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati, al cui interno fu membro sia del Consiglio d'amministrazione che del Consiglio scientifico. Nello stesso tempo Ventura dimostrò, come era la regola nella generazione di Cessi e assai meno nella sua, di possedere una competenza trasversale, tanto sotto il profilo cronologico, dal momento che fu in grado di spaziare dalla storia medievale a quella contemporanea più ravvicinata, quanto, come vedremo, in ambito tematico. Dopo la liberazione Cessi aveva dedicato parecchi interventi, in parte sotto la spinta del centenario, agli avvenimenti del 48-49. Soprattutto, ma non solo, a quelli veneziani e veneti. Ricordo qualcheduno, nel 48, per esempio, io avevo affrontato in un articolo il tema della capitolazione di Venezia del 22 marzo 1848. Nel 49 aveva curato insieme a Giovanni Gambarin un tomo di documenti diplomatici della Repubblica Veneta nel 48-49
e pubblicato alcuni articoli, tra cui ad esempio Come nacque la Repubblica di Venezia nel 1948, frammenti e polemiche. Ancora nel 1953 il libro su partiti politici, insurrezioni e governi provvisori in Italia nel 1948-1949, Il mito di Pio IX, dal carteggio di Giovan Battista Castellani. Dalla tesi di laurea Ventura ricavò una pubblicazione che fu accolta tra quelle della Padovana Facoltà di Lettere e Filosofia, I lineamenti costituzionali del governo provvisorio di Venezia nel 1848-49. Anche se il titolo può suggerire un'analisi giuspubblicistica del governo, o meglio della serie dei governi provvisori, se ne possono individuare, volendo essere parchi, perlomeno 4, che ressero Venezia e per pochi mesi in maniera limitata anche il Veneto nel 1948-49. In effetti Ventura mise a fuoco soprattutto le dinamiche politiche e ideologiche interne a quella classe dirigente lagunare che aveva conquistato, che aspirava a conquistare il potere. Semplificando al massimo, i conservatori, che sarebbero rapidamente diventati partigiani della fusione col Regno di Sardegna, i repubblicani moderati alla Manin e i repubblicani più avanzati vicini alle posizioni mazziniane. Mentre lasciò nell'ombra, come voleva tutta una tradizione storiografica diretta a celebrare il carattere borghese della rivoluzione veneziana, alcuni lineamenti costituzionali che in realtà contarono non poco in quei mesi, dal ruolo del municipio, che Manin lasciò sotto il controllo degli ex patrizi e che garantì la sopravvivenza finanziaria al suo governo, a quello dell'apparato amministrativo che fu modificato soltanto parzialmente. Tra il 1955, anno in cui Ventura si iscrisse a Scienze Politiche, forse con l'obiettivo di approfondire quegli aspetti giuridici che aveva affrontato nella tesi di laurea, un progetto quindi di una seconda laurea che però fu presto abbandonato. Tra il 1955, dicevo, e il 1957 Ventura continuò a esplorare il biennio veneziano 1848-49 con alcuni studi mirati: la Vesani, il Castellani, il problema della fusione, Daniele Manin e la municipalità nel marzo 1848 e soprattutto la formazione intellettuale di Daniele Manin, il contributo senza dubbio più originale. E con l'edizione dei verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica Veneta 27 marzo 30 giugno 1848. Verbali che comparvero nel 1957, vale a dire nel centenario della morte di Daniele Manin, nella collana di monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di Storia Patria per le Venezie. La pubblicazione dei verbali indusse Ventura a approfondire l'analisi della politica veneziana avanti la fusione, così intitolò l'introduzione alla parte documentaria, con esiti che appaiono maggiormente persuasivi di quelli offerti dall'opera sui lineamenti costituzionali, come testimonia ad esempio l'attenzione, a mio avviso tuttavia ancora troppo limitata, al risveglio economico, come lo chiamava, che Venezia aveva conosciuto negli anni 1830 e 1840, una ripresa commerciale e industriale la quale aveva a sua volta favorito, se non innescato, quel movimento per le riforme che avrebbe trovato il suo maggiore interprete in Manin. Nonostante l'impegno dimostrato da Ventura in questi anni nella ricerca, la sua carriera universitaria non decollò affatto. Era stato nominato, è vero, assistente straordinario di storia moderna per l'anno accademico 1954-55, ma rimase tale soltanto fino a quello 1957-58, tra l'altro sempre con la stessa retribuzione annua, come viene chiamata, 15.000 lire all'anno, una cifra che invita a considerare il vocabolo retribuzione un'iperbole.
in quanto, se ho decifrato bene i documenti ufficiali, il meccanismo perverso vigente all'epoca concedeva tale titolo soltanto per alcuni anni, dopo i quali bisognava risalire sulla giostra accademica per un altro giro. Ciò accade certamente a Ventura nell'anno accademico 1958-59, quando fu degradato, tra virgolette, assistente volontario e privato della retribuzione. Di nuovo assistente straordinario nel 1959-60, ritornò assistente volontario nel 60-61, ritrovando infine il posto di assistente straordinario a partire dal 61-62. L'odissea di Ventura si concluse nell'autunno del 1964, quando vinse un concorso per un posto di assistente di ruolo di storia moderna, del quale era stato l'unico candidato. La lunga traversata del deserto accademico fu resa possibile da una serie di incarichi nelle scuole medie superiori di Padova. Anzi, nel 1963 Ventura vinse un concorso e divenne insegnante di ruolo in un istituto tecnico commerciale di Vicenza, ottenendo l'anno successivo il trasferimento in un istituto tecnico commerciale di Padova. Nella scuola incontrò anche la moglie Adriana, dalla quale ebbe 2 figli, Marina nel 1965 e Federico nel 1968. Nel 1964 apparve la monografia dedicata da Ventura a nobiltà e popolo nella società veneta del 400 e del 500, un'opera che segnò per tanti aspetti una svolta importante nel suo percorso storiografico, non soltanto per la retrocessione, tra virgolette, dall'Ottocento ai secoli di cerniera tra il Medioevo e l'età moderna, non soltanto per lo slittamento del fulcro della ricerca da Venezia allo Stato veneziano, quale si presentava dopo le conquiste del primo 400, Stato da mare, Stato da terra, eccetera, ma anche e soprattutto per la sua conversione da una storia essenzialmente politica, come quella che si praticava di regola in quegli anni in ambito risorgimentale, a una storia sociale a part entière, in grado cioè di fondere in essa anche i piani politico ed economico, culturale e amministrativo. Una storia sociale ancora che si può ragionevolmente collocare, volendo tentare di individuarne la cifra storiografica, a metà strada tra la lezione più matura della scuola economico-giuridica. Non a caso Ventura tributava nella premessa al volume un omaggio alla venerata memoria di Gino Luzzato, che era scomparso proprio in quell'anno, 1984. Dicevo, a metà strada tra questa lezione e quella offerta, cito ancora Ventura, dalla franca e generosa amicizia di Marino Berengo. Una lezione affidata in particolare alla società veneta alla fine del Settecento e all'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità. 2 opere nelle quali le suggestioni della storiografia marxista si erano felicemente intrecciate con appassionate e meticolose ricerche d'archivio, senza che le prime prevaricassero sulle seconde. La ricerca sfociata in Nobiltà e Popolo era stata avviata su suggerimento di Federico Chabot, direttore dell'Istituto Italiano di Studi Storici di Napoli, che Ventura aveva frequentato quale borsista. Ma mentre Chabot avrebbe preferito, anche in questo caso nella scia dei propri fondamentali studi sulla nascita dello Stato moderno, una ricerca, cito da Ventura, sul patriziato e sulla burocrazia veneziana del Cinquecento, Ventura, pur spingendosi anche in questa direzione, lo testimoniano le oltre 20 voci che avrebbe dedicato a patrizi veneziani nel dizionario biografico degli italiani tra il 1963 e il 1975, preferì indagare la vita delle province della Serenissima e in particolare cercare di, cito, chiarire attraverso quale processo le forme del governo largo, care alla civiltà comunale, avessero ceduto il posto ai rigidi ordinamenti aristocratici dell'età moderna. Un'indagine che Ventura condusse soprattutto allo scopo, riprendo una sua frase, di ripercorrere le vie della decadenza italiana,
decadenza tra virgolette, che dalla trasformazione aristocratica della società trasse una delle sue spinte più durevoli e definitive. Come ha scritto Michael Nepton, cito, grazie al suo ruolo pionieristico, all'ampia gamma di questioni affrontate, alle robuste tesi interpretative, alla copertura cronologica, che si estende a monte e a valle dei secoli indicati dal titolo, Nobiltà e Popolo assunse una funzione fondamentale di stimolo e di guida per il filone di ricerca sugli stati regionali italiani, anzitutto per la storiografia veneta. Poco stupisce quindi che quando Nobiltà e Popolo venne ripubblicato nel 1993 in forma quasi immutata, avesse raggiunto, nel trentennio trascorso dal 1964, lo status di un classico. Fine della citazione. Gianmaria Varanini ha da parte sua sottolineato, e cito, l'idea di fondo sulla quale si imperniò l'interpretazione di Ventura per il Quattrocento fu quella del patto non scritto tra il patriziato veneziano e i patriziati di terraferma, specialmente quelli delle città maggiori, egemoni nei consigli cittadini e attenti a tutelare non solo il privilegio del proprio ceto, ma anche le prerogative che il comune cittadino esercitava e voleva esercitare sul proprio districtus, il problema appunto del territorio. Anche se le rassegne storiografiche di Nepton e di Varanini, a margine a commento di Nobiltà e Popolo, hanno dimostrato che tale idea di fondo aveva degli indubbi elementi di rigidità, così come più in generale lo avevano sottolineato in sede di recensione alla prima edizione di Nobiltà e Popolo, eppure prendendo le mosse da punti di vista diversi, Gaetano Cozzi e Alberto Tenenti, l'abbinamento tra aristocratizzazione e decadenza italiana risente in una certa misura di un'impostazione storiografica a tesi. Credo che sia difficile non riconoscere in questa opera di Ventura un capolavoro, probabilmente insieme al volume su Padova, il punto più alto della sua ricerca. Grazie a Nobiltà e Popolo, Ventura ottenne nel 1966 la libera docenza in storia moderna e un incarico di insegnamento nella facoltà di Magistero, quello di storia del Risorgimento, che 2 anni dopo mutò con quello di storia moderna nella facoltà di Lettere. Nel giugno del 1970 divenne professore aggregato, una figura di docente inventata allora dal Ministero, in discipline storiche dell'età moderna e contemporanea. Una sorta di stabilizzazione dell'incarico che gli permise nel 1973 di essere promosso a professore straordinario di storia contemporanea, dopo che nei 3 anni accademici precedenti aveva insegnato tale disciplina a Lettere. Anche se la sua attività didattica si era orientata verso la storia contemporanea e come testimonia la direzione dell'Istituto Veneto per la storia della Resistenza dell'età contemporanea che assunse nel 1974, anche sotto il profilo istituzionale avanzava in questa direzione, Ventura continuò per alcuni anni a fare ricerche soprattutto nell'ambito della storia moderna, una materia che tra l'altro insegnò per incarico a scienze politiche lungo gli anni 1970, privilegiando nelle sue ricerche, nel decennio a cavallo tra gli anni 60 e 70, la storia economica. Nel 1968 pubblicò delle importanti considerazioni sull'agricoltura veneta e sull'accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII. Nel 1971 discusse il libro di Witold Kula sulla teoria economica del feudalesimo. L'anno successivo curò la pubblicazione del 4º tomo dei bilanci generali della Repubblica di Venezia, quelli relativi agli anni dal 1756 al 1783, facendo precedere i documenti da un'amplissima introduzione, 140 pagine, dedicata al problema storico dei bilanci generali della Repubblica di Venezia. Di questa introduzione appare particolarmente importante il 2º capitolo dedicato a bilanci e riforme nella Venezia
del Settecento, che in effetti ricostruisce sul filo del dibattito circa la gestione dell'erario della Serenissima la politica veneziana nel corso di quel secolo, offrendo una sintesi di grande originalità e perspicuità, in qualche modo nascosta in questo volume noiosissimo per tanti altri aspetti, una sintesi della quale approfittai, posso aggiungere un aspetto personale, quando redassi l'introduzione al volume della storia di Venezia relativo al Settecento. Era praticamente l'unico punto di riferimento di largo respiro. Allora, nel 1976 Ventura curò il reprint delle relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, 2 tometti per la terza. Anche in questo caso non evitò un acuto e stimolante confronto con i testi, che per un certo verso si rifaceva all'input ricevuto a suo tempo da Chabot e per un altro teneva conto delle suggestioni che poteva ricavare, tra l'altro, dalle fini analisi dell'amico Cozzi. A partire dal 1974 Ventura si impegnò nelle ricerche di storia contemporanea in senso stretto, muovendosi soprattutto sul terreno della storia della società e dell'economia del Veneto rurale dalla fine dell'Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale. Con i titoli Campagne venete tra le 2 guerre mondiali, del 74, La società rurale veneta dal fascismo e dalla resistenza, nel 75, La Federconsorzi dall'età liberale al fascismo, ascesa e capitolazione della borghesia agraria 1892-1932 del 77. Negli anni 70 Padova, in modo particolare la sua università, e all'interno dell'università la mia facoltà, Scienze Politiche, stavano diventando, come avrebbe dichiarato alcuni anni dopo l'ex ministro degli interni Virginio Rognoni, cito, centrale e luogo di magistero della violenza. In particolare potere operaio e poi autonomia operaia organizzata avevano creato una situazione caratterizzata da una violenza endemica alla quale non avrebbero posto fine neppure gli arresti nell'aprile del 1979 del gruppo dirigente di Autonomia. Lo stesso Ventura sarebbe rimasto vittima di un attentato del Fronte Comunista Combattente nel settembre di quell'anno. Un attentato che non ebbe una gravità, per fortuna, grazie alla stessa reazione di Ventura che girava su consiglio della polizia armato e che rispose al fuoco facendo scappare gli assalitori. Questo episodio indusse Ventura a affrontare non soltanto in chiave giornalistica, come aveva fatto fino allora su varie riviste, acquistandosi la fama di uno dei massimi esperti dell'argomento, ma con interventi meditati da storico di razza, il problema del terrorismo. E appunto il problema storico del terrorismo italiano intitolò la prolusione che fu invitato a tenere l'8 febbraio 1980 all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Padova. Negli anni successivi e fino al 1984 Ventura si impegnò in un'analisi del fenomeno quanto mai ravvicinata e nello stesso tempo, una cosa che stupisce il lettore, fredda, tra virgolette, priva cioè di toni declamatori di tirate retoriche, occupandosi tanto del terrorismo di sinistra. Si vede ad esempio la responsabilità degli intellettuali e le radici culturali del terrorismo di sinistra, un j'accuse contro la zona grigia dell'intelligenza di sinistra, così come quanto quello di destra, la cultura del radicalismo di destra e il terrorismo nero in Italia, così come dei poteri occulti nella Repubblica Italiana. Questi saggi sono stati riuniti nel 2010 con l'introduzione dello stesso Ventura
e una prefazione di Carlo Fumian intitolata Gli anni dell'impunità. Nei primi anni '80 Ventura ritornò anche più volte a occuparsi della storia moderna del Veneto. Ricordo tra i principali interventi possesso fondiario e agricoltura nelle relazioni di rettori veneziani in terraferma dell'80 e politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica Veneta dell'82, una recensione di fatto ai libri che stava pubblicando Gaetano Cozzi con i suoi collaboratori, ma soprattutto l'ampio saggio su scrittori politici e scritture di governo, pubblicato nel terzo tomo del terzo volume, quello del primo 400 al Concilio di Trento, della storia della cultura veneta. Una ripresa, se si vuole, ma in una chiave diversa, di Nobiltà e Popolo. La sua opera più importante, non solo di quel decennio forse, fu Padova, che uscì nel 1989 nella collana di La Terza, Storia delle città italiane. È una storia della città che si concentra, fatta eccezione per un breve capitolo sull'eredità del passato e la costruzione dello spazio, sull'8 e il Novecento. Ma è che non si limita a utilizzare le opere a stampa, ma è anche frutto di ampie indagini archivistiche. Per un certo verso, Padova può essere considerata una summa dell'esperienza storiografica di Ventura, in quanto intreccia in una narrazione coinvolgente i filoni dell'economia e dell'urbanistica, delle classi dirigenti e delle mentalità, il piano nazionale con quello locale. Tra l'altro avrei personalmente beneficiato in misura significativa della ricchezza dell'impianto dell'opera, in quanto ne avrei potuto ricavare un'illuminante storia dell'Università di Padova, tra l'altro, tra 8 e 900, tanto più preziosa in quanto puntualmente connessa alla storia della città. Sulla storia dell'Università di Padova, Ventura ritornò più volte negli anni successivi. Vale la pena di segnalare quantomeno Carlo Anti, il rettore magnifico della sua università del 1990, contributo eccezionale, che va ben al di là della ricostruzione di un rettorato, contiene tra l'altro la proposta di un documento eccezionale, le consegne di Anti al suo successore Concetto Marchesi nel 1943, che forse, per quel che ne so, il documento più importante, testimonianza più importante sulla storia, sull'Università di Padova e sui suoi problemi, non solo in quegli anni. Vincenzo Crescini dal liberalismo al nazionalfascismo, la curatela della resistenza europea nella scuola e dell'università delle leggi razziali alla resistenza, e l'8 febbraio, che sono entrambi del 95, e l'8 febbraio 1848 nella storia dell'Università di Padova nel 1998. L'Università dalle leggi razziali alla resistenza conteneva gli atti di una giornata dell'Università italiana nel 50° anniversario della liberazione. Tra essi, tra questi atti, un'ampia relazione dello stesso Ventura sulle leggi razziali all'Università di Padova, che fu il punto di partenza di una serie di indagini molto originali che sono state raccolte nel 2013 in un volume intitolato Il fascismo e gli ebrei, il razzismo antisemita nell'ideologia e nella politica del regime. Volume che è stato pubblicato da Donzelli con un'introduzione di Sergio Luzzatto. Inoltre, in quanto direttore dell'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza, Ventura organizzò a Padova 2 importanti convegni. Nel 1993, sulla crisi del regime fascista 1938-43, la società italiana dà il consenso alla resistenza, e nel 1996. La Società Veneta dalla Resistenza alla Repubblica, convegni di cui curò la pubblicazione degli atti. Inoltre, insieme a Fumian, curò nel 2000 5 volumetti di una storia del Veneto edita dalla Terza,
che andava nella direzione dell'alta divulgazione. Ventura non fu, come abbiamo sentito, non fu soltanto uno storico di grandissima levatura e di un impegno, di un coraggio civile senza pari. La Resistenza per lui non era soltanto una memoria da conservare, ma una fede politica da inverare e rinnovare nel presente. Non fu soltanto questo, ma fu anche un organizzatore culturale di assoluto rilievo. Grazie. Grazie a Piero Del Negro per questo bel ricordo di Angelo Ventura. Sospendiamo i lavori per un paio di minuti. Abbiamo già fatto a suo tempo e ripetuto la nostra partecipazione ai parenti e agli eredi. Grazie. Riprendiamo tra 2 minuti.